Siamo tornati e benvenuti a chi si collega adesso con noi sempre al campo Virgilio Porcu. Vi raccontiamo dopo la finale degli Ultra, la finale della categoria Master del 33esimo campionato interprovinciale Libertas, le protagoniste Iscortes e Fedele Lecis. Iscortes con la maglia bianco-celeste prova ad andare intanto da solo senza successo. Cristian Dessì e tentativo, chioda al centrocampo col pallone che si abbassa in rete. Che gol per l'1-0 della Fedele Lecis, mamma mia, grande conclusione. Arriva il fischio, Melis traversa e poi 2-0, è tutto buono, il raddoppio firmato da Massimo Mattana. 2-0 per la Fedele Lecis, nata da un'altra bellezza su punizione. Scorda che ci prova ancora sempre a cercare la porta per un rimpallo, mantiene l'azione, destro sul fondo con deviazione. Oh, pallone in mezzo, tutto buono! E Dessì l'ha sbagliato, era tutto regolare. Ancora lui, verso la porta, dove va finta, fermato con fallo, calcio di rigore. Dal dischetto, non sbaglia Cristian Dessì, 1-2. Di testa, una spizzata verso l'esterno dell'area, torna proprio Dessì. Nuovo cross, controllo di Cocco, poi super chance per segnare il 2-2. Arriva il 2-2, ha pareggiato l'Iscortes, era tutto buono. Lancio nello spazio per Cirina, controllo con Cirina che poi si va avanti col petto, Cirina l'ha fatta passare, sembrava averla persa, sembrava aver perso anche il controllo di questa partita la Fedele Lecis e invece trova il 3-2. Sulla destra avrebbe Pallamurru, invece subito palla dentro l'area di rigore col pallone che passa Cocco, ancora lì col destro, la parata di Matta, poi Cocco chiuso, altra chance per Cocco. Palla nella di rigore, allontanata così da Cirina ed è finita. L'ultimo pallone lo tocca all'uomo che ha deciso questa finale, ovvero Cirina, con una doppietta ha aperto le marcature e le ha chiuse. L'82 della Fedele Lecis vince 3-2 la Fedele Lecis sull'Iscortes. La squadra vincente, Bottega del Sughero. La Fedele Lecis, Bottega del Sughero, adesso alza la coppa. E adesso è ufficiale la vittoria del campionato